Buonasera e benvenuti in TG Veneto News. Il Covid anche stasera in apertura del giornale. Il bollettino di oggi ha registrato un leggero calo di nuovi positivi e di pazienti ricoverati nei nostri ospedali, ma le previsioni ci lasciano tutt'altro che tranquilli. Dati alla mano, tra una decina di giorni è previsto il picco dei contagi, mentre per quel che riguarda i ricoveri ospedalieri il picco è previsto per i primi giorni di febbraio. Una situazione emergenziale con le ULSS già alla disperata ricerca di altri posti letto. Dilagano in Veneto i contagi da Covid, il bollettino giornaliero puntualmente registra i casi, 19.000 quelli positivi nelle ultime 24 ore nella nostra regione, con Verona che balza in testa con oltre 4.200 contagiati e Padova che la tallona con 3.580, poco lontana Vicenza con 3.592. Il cambio di fascia da giallo ad arancione sembra ormai essere questione di poco. Nella nostra regione da inizio pandemia sono oltre 800.000 i veneti che sono venuti a contatto con il virus e le proiezioni non lasciano scampo. Da qui a fine mese si arriverà a toccare il milione di positivi, praticamente un veneto su 5 avrà o sarà stato in contatto con il Covid. Le previsioni sono che dovremmo raggiungere il picco verso il 20-30 gennaio, quindi nella seconda metà di gennaio, seconda fine gennaio. E quindi sappiamo bene che al picco dei positivi poi corrisponde dopo una settimana, 15 giorni, il picco dei ricoveri, quindi possiamo pensare che il picco dei ricoveri si possa avere attorno agli inizi di febbraio, attorno al 10 di febbraio circa. Le strutture sanitarie si preparano a reggere l'urto. Padova aumenta i suoi posti letto arrivando a 215 totali, ma 190 sono già occupati, la maggioranza 110 con Novax. Aumentano anche i ricoveri per Covid dei minori, attualmente in area pediatrica a Padova sono saliti a 9. Solo nel Padovano nel giro di una settimana la crescita è stata di 14.000 casi in più, con quasi 2.000 contagiati ogni 100.000 abitanti. Siamo di fronte ad una situazione di un aumento che a dire esponenziale è poco. Una crescita esponenziale dove la contagiosa Omicron e la pericolosa Delta circolano quasi a parità. Aumentano i tamponi refertati e con loro anche i positivi, quasi la metà ha tra i 15 e i 45 anni. Tutto questo porta ad una pressione sugli ospedali. Solo a Padova sono quasi 300 i sanitari positivi che si sommano a quelli sospesi. Ai casi conclamati di Covid ci sono poi quelli definiti Covid per caso, 27 a Padova, soggetti arrivati in ospedale con altre patologie scoperti e positivi asintomatici. Per loro l'azienda ha ricavato 12 posti letto in chirurgia e 22 in cardiologia. Un virus, il Covid, che nel 2021 è costato all'azienda 25 milioni di euro e per il 2022 si prevede che la cifra salga a 28 di milioni. Dicevamo